Nuova sconfitta casalinga per la pallacanestro Nuoro impegnata nella seconda fase del campionato regionale di Serie D. I Sirbones nel posticipo della quinta giornata di andata giocata mercoledì e cui si riferiscono le immagini sono stati superati nella palestra Coni di Via Lazio dal Basket Quartu Sant'Elena che si è imposto col punteggio di 70-61. Una battuta d'arresto interna in attesa per i nuoresi e che segue la vittoria in trasferta ottenuta contro l'Atletica Serramanna. Pallacanestro Nuoro rimane a quota 4 punti nella classifica della Pool B, guidata con 8 punti dal Basket 2016 Coral Alghero. La gara contro il Basket Quartu poteva essere l'occasione giusta per i nuoresi al fine di ottenere la prima vittoria casalinga della stagione, ma gli ospiti sono rivelati formazione compatta e ostica. Sospinti dai canestri di Ba, miglior marcatore della sfida con 26 punti, e da quelli di Rosas che di punti ne ha realizzati 19, i quartesi sono riusciti a condurre in porto una gara equilibrata. I nuoresi, diretti dal coach Davide Magia, hanno comunque tentato di imporsi tra le mura amiche, ma questa volta i canestri di Sizia, autori di 21 punti, non sono bastati per riuscire a modificare l'inerzia della sfida. Alla fine gli ospiti sono riusciti a conquistare la vittoria che gli consente di affiancare i nuoresi a metà classifica, ma i Sirbones hanno subito la possibilità di riscattarsi e di cancellare lo 0 dalla casella delle vittorie tra le mura amiche. Domenica alle 19:30 nella palestra Coni arriva il San Salvatore Selargius e per i Sirbones si presenta l'occasione giusta per conquistare i primi 2 punti casalinghi.